Personalmente c'è stata molta emozione nel rivedere la gente al palazzetto, non lo dico per retorica, ma i filmati, il ripartire, veramente tanta emozione, anche se mi ha fatto molto strano vedere tutti con le mascherine, insomma, fermandosi un po' è stato bello e da una parte emozionante. Dopo 180 giorni lontani dai tifosi e non solo, l'Umana Reyer inizia la stagione ufficiale e lo fa con la vittoria del derby di Supercoppa contro la De Longhi Treviso con un risultato finale di 89-75. Treviso ci ha messo in difficoltà per più di 2 quarti, giocando una difesa molto attenta. Credo che noi siamo stati molto morbidi difensivamente, soprattutto il primo quarto, aumentando poi l'intensità pian piano nei vari quarti, fino ad arrivare poi all'ultimo quarto dove onestamente abbiamo giocato una difesa molto più attenta e questo ci ha permesso anche in attacco di distribuire molto di più la palla, di passarci la palla e trovare anche delle soluzioni un po' più aperte. Una ripartenza non facile tra le limitazioni causa Covid e la riorganizzazione, ma la società Orogranata è riuscita a far riaprire il Tagliercio per 648 spettatori che non vedevano l'ora di tornare a tifare per la loro squadra del cuore. Alla fine vale per tutti, quindi questo è un dato di fatto. Certamente la conoscenza aiuta, ma non deve sconfinare nella superficialità, perché si rischia appunto di dare per scontato delle cose che in realtà scontate non sono. Poi è naturale che non siamo, è impossibile pretendere che le cose vengano tutte perfette, siamo veramente ancora molto lontani, come ho detto prima della partita, siamo a un mese dall'inizio del campionato, quindi con tanti acciacchetti, con condizioni disomogenee, abbiamo visto anche Austin, però ecco, ripeto, mi tengo molto stretto il quarto quarto, un'intensità che mi è piaciuta soprattutto nella disponibilità al sacrificio.